Presentiamo i dati della congiuntura 2017 sul settore agroalimentare del Veneto, diciamo il settore del primario. La situazione del 2017 si presenta con un calo produttivo abbastanza importante per quanto riguarda la produzione, ma recupera per quanto riguarda i prezzi. Difatti siamo comunque complessivamente a 5,9 miliardi di euro di fatturato, con una crescita del valore aggiunto del 12%, quindi la domanda è stata sicuramente importante, anche se il calo di produzione è stato basso. Dobbiamo pensare a tutti i problemi che ci sono stati nella primavera dell'anno scorso con le gelate, che hanno colpito in maniera molto pesante il settore della frutta e il settore del vino. Per quanto riguarda l'occupazione, cala leggermente l'occupazione rispetto all'anno precedente, questo dovuto ovviamente alla minor produzione. Per quanto riguarda il numero delle imprese, calano le imprese individuali, però crescono le imprese di società. Veneto Agricoltura con il suo settore degli studi economici è in grado di poter di raccogliere e di fornire i dati che sono necessari a tutte le associazioni, a tutti gli imprenditori per capire il mondo come si sta muovendo. È una necessità che ci viene richiesta, è una necessità che noi riteniamo che Veneto Agricoltura debba continuare a farla in maniera sempre più propositiva e sempre più professionale, e questo è uno dei tanti elementi che caratterizzano le capacità di Veneto Agricoltura. Dal 1° gennaio 2018 Veneto Agricoltura per legge istituzionale ha anche il compito di gestire le attività idraulico-forestali, quindi i circa 600 dipendenti della Regione che gestivano l'esecuzione dei cantieri nelle attività idraulico-forestali dal 1° gennaio sono passati a Veneto Agricoltura, che quindi diventa un ente strumentale della Regione Veneto con complessivamente circa 900 dipendenti, e quindi il passaggio è stato sicuramente molto importante. È stato un anno segnato da diversi più, soprattutto per quanto riguarda il valore della produzione e i prezzi, a scapito ovviamente delle quantità prodotte per i noti andamenti climatici che sono stati sfavorevoli alla maggior parte delle culture. Segnaliamo però anche un andamento positivo, per esempio per il settore delle carni bovine e del latte, che a differenza degli anni precedenti hanno visto aumentare i consumi. E per le grandi culture ci sono stati andamenti diversi. Diciamo che per quanto riguarda i cereali sono andati bene in termini di resi, cereali autunno-vernini, frumento tenero, frumento duro, i cereali autunno-vernini hanno avuto un buon riscontro in termini di rese, male invece le rese del mais, che essendo una cultura più primaverile estiva, invece ha risentito delle 4 ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate 2017. Per le orticole la stabilità, diciamo, delle superfici, abbiamo avuto però un calo leggero delle produzioni, per esempio di radicchio, a cui però abbiamo assistito a un forte aumento del prezzo di valori ben oltre le 2 cifre. Per quanto riguarda la frutticoltura invece, ahimè, l'annata climatica non proprio favorevole ha penalizzato questo tipo di culture, e spesso anche i prezzi non sono stati in grado di sopperire nella redditività dell'impresa il calo di produzione. I primi 4-5 mesi del 2018, intanto possiamo dire che l'andamento climatico non ha evidenziato particolari anomalie. Qualche problema l'hanno avuto nella fase di fioritura i frutteti, proprio per andamenti di clima abbastanza altalenanti, mentre per quanto riguarda la vite l'annata si prospetta molto buona, molto fruttuosa. Si parla già di incrementi a 2 cifre anche per quanto riguarda la produzione di vino, ma adesso vedremo appunto come si svilupperà nel proseguo l'annata meteorologica. Per quanto riguarda invece i cereali e le culture industriali, per il primo anno in Veneto segnaliamo una inversione per quanto riguarda le superfici a soia e mais,
Il mais quest'anno avrà una minor superficie, circa 150.000 ettari rispetto alla soia, che si pensa avrà rese e superfici molto maggiori, circa 165.000 ettari. Per quanto riguarda invece, infine, latte, stiamo riscontrando una diminuzione dei prezzi di circa 2 euro, anche se e ovviamente anche una riduzione dei prezzi dei formaggi in questa prima parte dell'anno. Le carni continuano invece il loro trend di aumento dei consumi, anche abbastanza sostenuto, si parla del 5% in valore per quanto riguarda la carne bovina, quindi questo fa presupporre una buona annata per quanto riguarda la carne.